Siamo qui riuniti in un gruppo dell'Auser che è di Uras per fare queste famose seadas. Per la pasta ci vuole 1 kg di farina, semola di grano duro, 400 g di acqua, 70 g di strutto e un cucchiaio di sale fino. Per il ripieno usiamo 1 kg di formaggio, la scorza di 3 limoni grattugiati, 50 g di zucchero, mezzo bicchiere d'acqua e per ultimo un cucchiaio di semola. Il formaggio che si usa è di prima spremitura, diciamo, senza essere messo nel sale, lasciato scolare ben bene 2 giorni e poi si può usare. Ok, quindi vuol dire che si può iniziare a lavorare la pasta subito perché non ha bisogno di lievitazione. Stiamo mettendo a squagliare il formaggio, sì, con mezzo bicchiere d'acqua, 70-100 grammi a piacere di zucchero. Adesso man mano che incomincia a squagliarsi aggiungiamo il limone. Cosa stiamo facendo adesso? Allora, questa è un'altra ricetta di signora Maria Busia. Ok. Quindi mettiamo un bicchierino di liquore maraschino, noi mettiamo un maraschino, il limone e l'arancio. Con limone, lo zucchero e anche 2 cucchiai di farina, tutto. In più c'è solo l'arancio e il liquore. Quindi questo qui cambia il gusto, al formaggio, esatto. Perfetto. Ecco, ci siamo. La sfoglia è pronta, il formaggio si è squagliato, è stato disteso sul tavolo per raffreddarsi, in modo che a sua volta diventa uno strato sottile poi da tagliare e inserire all'interno della sfoglia. Questo tipo di operazione permette di incorporare all'interno della pasta il formaggio per ottenere poi il risultato finale che tutti siamo abituati a vedere, di un disco di pasta fritto quando sarà già cotto, ma queste sono le varie fasi dell'operazione. Lasciamo loro lavorare. Siamo pronti a friggere le cevadas, Ok. pronte per mangiare. L'olio di che cos'è? Olio di semi. Sono pronte. Ok. Adesso ci mettiamo il miele. Profite gotero.